la Fontana di Trevi, uno dei capolavori scultorei più iconici della città eterna. In un vicolo a pochi metri da qui può capitare di imbattersi in Roberto Scarnecchia e nella sua apprezzatissima cucina creativa alla Trattoria della Stampa. Difficile immaginare che questo chef romano 62enne fosse un tempo un calciatore con più di 100 presenze in Serie A. È un caso unico, nel senso che non ci sono altri calciatori o ex calciatori che sono diventati chef, e l'unico forse è Gordon Ramsay, che ha giocato in Serie C, credo, in Gran Bretagna. È un qualcosa che mi tengo stretto, almeno finché sarò in vita. Spero che non ci sia nessun altro, sono unico, insomma. Un'ala esuberante specializzata negli assist, Scarnecchia tra il 77 e l'88 giocò con le maglie di Roma, Napoli, Pisa e Milan, guadagnandosi più di un soprannome. Avevo 3 soprannomi, in effetti: Bigino a Milano, Speedy Gonzales in generale e Cavallo Pazzo a Roma. A Milano si dice Bigino per essere un coccolo, Cavallo Pazzo soprattutto perché avevo questi capelli lunghi ricci, che adesso ho tagliato naturalmente, Speedy Gonzales perché ero molto veloce. Sono stato un calciatore che non ero calciatore, nel senso che l'ho fatto per caso. E questo è stato forse il mio essere, la mia spensieratezza. Il fatto di non essere nato calciatore mi ha portato comunque a prenderlo magari forse un po' troppo alla leggera. Ero un professionista, però avrei potuto andare in nazionale, insomma avrei potuto fare molto di più. La scoperta di Scarnecchia come chef in erba si deve ai suoi compagni della Roma. Carlo Ancellotti un anno venne a casa mia a Capodanno, allora lì assaggiò la cucina di mia mamma e mi dilettai anch'io a fargli da mangiare, e lui apprezzò tantissimo. Quando poi hanno capito la mia bravura, soprattutto nei ritiri, io cucinavo, magari negli alloggi della dépendance, in ritiro io mi esercitavo a spadellare magari dei funghi di montagna straordinari, quindi da lì è nata proprio la carriera mia da cuoco, da chef. Nel 2012 Scarnecchia è diventato uno chef stellato e le grandi passioni della sua vita non hanno mai smesso di andare d'accordo. Il calcio e la cucina sono assolutamente simili. La preparazione dei piatti quando siamo in cucina dalle 9 della mattina fino all'1 è tutto l'allenamento, e quell'ora e mezzo dove ci sono 50-60 persone da servire è lo stress della partita, gli stress sono uguali. La carriera da cuoco mi sta dando più soddisfazioni, ma perché è più lunga, dura nel tempo. Io ho sfruttato la mia prima carriera, il mio primo successo, l'ho riportato poi nel seconda carriera, perché comunque è indiscutibile che la gente, anche se io posso avere 3 stelle, mi ricorda sempre anche come calciatore, no? La sliding door della sua carriera calcistica arriva nell'82, quando Scarnecchia lascia la Roma a metà stagione per trasferirsi al Napoli. Pochi mesi dopo, i giallorossi vincono lo scudetto. Però metà ce l'ho sul petto, perché sono stato metà anno. Avevamo costruito un percorso per vincere quel campionato, abbiamo vinto 2 Coppe Italia, siamo arrivati una volta secondi, una volta terzi, quindi io mi sento che il percorso per arrivare allo scudetto c'ero anch'io. Sono stato molto contento perché la Roma mi ha invitato alla festa, mi ha citato come comunque componente di quello che poi hanno vinto il campionato, insomma la costruzione della vittoria del campionato, e poi ho fatto la mia carriera. Rimpianto forse c'è più adesso di prima, perché prima a caldo difficilmente hai rimpianti. Anche per quest'anno l'evento più importante del calcio dilettantistico ritorna in scena. Sarà la 9ª edizione. Penalty Awards 2022. Ancora una volta protagonista assoluto il mondo del calcio non professionistico. Un grande galà con la premiazione dei migliori della stagione 2021-2022. Penalty Awards 2022 9ª edizione, lunedì 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso.
Per vederlo in TV l'appuntamento è per il 27, 28, 29 giugno alle ore 13 su Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Penalty Awards 2022, una produzione esclusiva Play Village. Conduce Ettore Tortorici.